Una partita come un'americanata, di quei film dove alla fine devi inseguire, rischi di perdere, sei steso al tappeto, ma all'improvviso l'eroe riesce a rialzarsi e a vincere, a far suo il copione, a conquistare la platea. È quello che è capitato quest'oggi in Cagliari Sandoria, un Cagliari che si è trovato veramente steso sul tappeto a un certo punto della gara e che improvvisamente si è rialzato con il colpo ad effetto, quello al 96esimo, con il colpo di testa di Cerri, proprio lui, proprio quel calciatore che fino ad ora aveva toppato clamorosamente nella squadra cagliaritana e che ha ritrovato lo sbocco attraverso un gol, un colpo di testa peraltro, che ha proiettato il Cagliari verso la vittoria. Era una partita difficile, la si sapeva, perché la qualità della Samp non era assolutamente in discussione. Ranieri poi l'ha messa in una condizione in campo dal punto di vista tattico da non far giocare il Cagliari con pulizia, senza riuscire mai a passare tra le linee, chiudendo ogni linea di passaggio, e il Cagliari ha faticato perché ha dovuto affondare sempre per linee periferiche, molto spesso anche nei cross è dovuto andare troppo in profondità, non trovando al centro dell'area i suoi giocatori, che non sono giocatori possenti ma che dovevano andare al dialogo per poter riuscire a concludere verso Audero. Il gol della Samp, il primo, è arrivato quasi per caso, uno scontro tra Pellegrini e Gabbiadini con calcio di rigore che pure c'era e che Quagliarella ha trasformato. Ha complicato la vita di un Cagliari che faceva il suo gioco, lo faceva in modo ripetuto, lo faceva anche bene, ma non produceva i benefici. Addirittura in avvio di ripresa è arrivato il raddoppio di Ramirez, che sembrava chiudere definitivamente il conto, e in effetti il Cagliari per lungo tempo ha sofferto, non è riuscito più a giocare con la stessa lucidità, con la stessa efficacia. Ci voleva il colpo del campione e il colpo del campione non si è fatto attendere. 21esimo minuto, con il solito Raja Nainggolan maestoso in questa partita come in tutte quelle che sta giocando a Cagliari. Prende palla, si accentra, calcia e trova il gol all'improvviso per riaccendere la luce. Ma dall'altra parte ci sono campioni, lo abbiamo detto prima, e Quagliarella gli risponde allo stesso modo, sventagliata da destra a sinistra e colpo al volo con la palla che si infila a mezza altezza alla destra di Rafael. Tutto da rifare a quel punto, ma il Cagliari non si è arreso, ha capito con il gol di Nainggolan che poteva ancora insistere e ha continuato a spingere. Pellegrini è stato colui che ha dettato il cross per il colpo di tacco di João Pedro, che ha rispolverato tutta la sua classe brasiliana per diventare goleador, per diventarlo come mai lo era stato come in questo campionato. 8° gol che poi sarà raggiunto dal 9° è il record per lui personale in una sola stagione, che ancora deve andare per le lunghe. E 3 minuti dopo, sul cross di Nainggolan, ancora João Pedro, stavolta in girata per il 3-3 definitivo, che sembrava essere definitivo. Invece si è andati per le lunghe, un infortunio, il tempo di recupero che oltre i 5 si è prorogato ai 7 e l'ingresso di Cerri proprio nel tempo di recupero per tentare di trovare il Pavoletti della situazione. Bene, Alberto Cerri è diventato Pavoletti, cross da sinistra, colpo di testa svettante, palla sotto il 7 e gol della vittoria, come era capitato altre volte a colui che aspettiamo per febbraio. Ma intanto abbiamo ritrovato un ragazzo che ha esploso la sua gioia, che ha scacciato gli spiriti, che ha mantenuto grande pazienza fino ad oggi, che forse non ci credeva più nella possibilità di giocare con questo Cagliari, che invece si è riconquistato in una sola notte.